i suoi assistenti sulle linee laterali, il quarto uomo è Piccinini, Nasca e Costanzo al VAR e alla VAR. Amici bellini, tengo suon! Lo capite che tengo suon? Ieri sera Netflix praticamente ho dormito zero. Vabbè. Dai Politano. Niente, ci ho provato, Carmine Martì, devo fare ancora altri esperimenti, ma immagino avrei prima la partita più importante. Non ci riusciamo. Mi serve più di lei. Oh, non insegna, dai Mertens. Dai subito. Fabian. Dai Zelinski è caldo. Mamma mia, Di Lorenzo, che con quale sufficienza quella palla. Maronna santa. L'ha salvato Gulam stavolta. Ecco qua il famoso gol di Quagliarella era già lì in rovesciato, una roba incredibile. Bravo Fabian. Dai Zielo, anche col sinistro. Vicinissimo. Bravo Lollo. Meret, mamma mia che paura. Bravo Demme, il senso della posizione di Demme. Mamma mia. Yankto. Il tiro sotto alla trave. Vabbè. Niente, dovevamo prendere lo schiaffo. Niente da fare. Cioè, quello fa pure un controllo praticamente sbagliato, goffo, e gli va avanti proprio per prendere posizione su Di Lorenzo. È una roba incredibile. Non esulta nemmeno, perché è roba di normale amministrazione contro il Napoli. Mamma mia, Koulibaly. Ecco qua. No, ma qua bisogna... l'ha recuperata lui, no? Ma perché qua va punito. Avevamo cominciato pure bene, capito? Secondo me. E ci si è ammusciato, pare che non c'è voglia. Dove sta questo coltello tra i denti? Io non capisco. Non ci sta genio. Cioè, io mi sono svegliato, ma mi rimaneva a letto. Gulam, ma sto cross così, a cazzo e cane, altissimo. Per chi? Lollino, cazzo! Mi stavo svegliando dal sonno. Mi ero addormentato, Lollino uno squillo, finalmente. Ma solo dalla distanza possiamo provarci, non c'è altro modo. Tutti chiusi in difesa, è normale, ma che ti aspettavo la Sampdoria? Gli spazi? Lo so, state pensando tutti che adesso tira Gulam. Lo so che lo state pensando. Gulam proprio fortissimo in curva, come ai bei tempi, dai. Mamma mia, che ipocondria. Ragazzi, mi lasciate un like, ma solo per me che mi sono svegliato, che c'ho sonno, non per loro, perché non per loro. Lasciatemi un like per pietà di Dio. Comunque le sostituzioni ci stavano tutte, bisognava avere più peso in attacco. Petagna quello che volete voi, ma almeno c'è ed è grosso. Così Mertens può creare un pochino di più dietro di lui, perché sennò non c'è... No! Ma Lozano molto meglio, Lozano è molto più fresco nell'1 contro 1, dai! Ecco qua, dai, eccolo là, vai, 2-0. Meret! Io Di Lorenzo deve riposare, io non ce la faccio più a ripeterlo. Non ce la faccio più. Dai Lozano, sì! Lozano! Perché è quello più in forma, perché va anche di testa, perché è uno che ci crede e sta come un pazzo. Dai! Bravo Zielinski. Dai, pressione alta li metti in difficoltà. Dai, Lollo. Buono, good effort si dice in inglese, good effort. Bravo Manolas, dai Lozano, palo! Ma che facciamo? Di Lorenzo, dai! Che succede là? Succede che gli dà una spallata in testa. Il pallone non lo guarda proprio, cioè. Non ci hanno dato rigori molto più solari di questo non lo guardo proprio. Vedi che Lozano se ne va sempre, e c'è, è straordinario, è un gol straordinario, e se lo merita Petagna, ma se lo merita Lozano, amore! Lozano, aiuto.
Candreva che scalda i guantoni a Meret. Non ci addormentiamo. Ecco qua. Bravo Mario Rui, Petagna, ne fai un altro? Insigne nel recupero difensivo, e se non lo vedete siete dei pazzi. Bravo Mertens, va bene da là. Proviamoci, teniamoli freschi nella paura. Uè, pazzo Manolas, è impazzito Manolas, superiorità numerica. Dai Mertens. Dai, fai gol. No, ma devi tirare, va bene. No, va bene. È stanco anche Mertens, Io direi che è il momento di Elmas. Ah, Bobotta invece. Vabbè, pure va bene. Ma un calcio di punizione lo vogliamo sfruttare? Un calcio d'angolo, voglio dire. E dai. L'ha spinto. Ma l'ha spinto proprio. Ciao. Bravo Di Lorenzo. Un applauso a Di Lorenzo per lo spirito di sacrificio, perché è stanco. Si vede, ma sta dando tutto. Bravo. Dai, in crescendo Di Lorenzo. In crescendo. Petagna, Ah, difficile, tutto difficile. Bravo Mertens là. Insigne in recupero difensivo. Chi? Insigne. Bravo Lobotka. Eccoli. Dai, chiudiamola. Ah, era giusto l'assist. Bravo Mertens in aiuto. Così. Bravo Petagna. Insisti. Dai ragazzi, pochi minuti. Guarda Mario Rui che si prende ammazzate. Ma come quello lo stava aiutando ad alzarsi? Ma no, Mario Rui, però tu ti devi calmare. Se Insigne è andato là vuol dire che chi sta fatto qualcosa che non c'ha zecca. Perché Mario Rui è frevuso anche a prescindere. Momenti di grossa confusione, bisogna dirlo. That's it, dai. Quanti minuti in più vogliamo dare? Dai, basta. Così. 3 punti importantissimi, ma non tanto per la reazione, certo anche per la reazione, ma per motivi tecnico-tattici che vi spiegherò in live tra pochissimo da New York. Valerio Fluido è tutto. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.